Trovare una stanza per un po' di vacanza in questi giorni è un'impresa ardua in Veneto, pienone quasi ovunque, si arriva al mare che al fresco della montagna o alla calura delle città d'arte. Bagno di ferie ma anche di folla, il turismo vola puntando ai numeri record della stagione pre-pandemia. Ma gli operatori del settore sono cauti. Federalberghi Veneto ricorda che i conti si fanno alla fine e sul 2022 pesano i primi 3 mesi dell'anno che hanno registrato una notevole flessione. Quello che ora si sta verificando rispetto agli anni precedenti sono dei valori di prezzo che tengono maggiormente rispetto al passato. Abbiamo già detto che nel mese di agosto sarà difficile trovare delle offerte last minute all'ultimo momento, un po' perché l'occupazione delle strutture è già molto alta, c'è molta domanda, ma anche un po' perché gli operatori e le imprese hanno dovuto mantenere un range di prezzo per cercare di contrastare l'aumento sconsiderato dei costi, soprattutto delle utenze, dell'energia elettrica e del gas, che in molti casi ha superato anche il 300%, quindi assolutamente non preventivabile nei nostri bilanci a inizio dell'anno. Tutto questo comporterà una certa rigidità dei prezzi e soprattutto dei prezzi che tendenzialmente non caleranno in questo mese di agosto, proprio perché, insomma, tutto sommato, anche il mercato estero, non solo quello degli italiani, sta dando segnali molto positivi. Noi abbiamo fatto un'analisi i primi 12 giorni di agosto e i successivi, diciamo dal 12 agosto al 31 agosto, qual è l'andamento e abbiamo scoperto che il mercato estero, soprattutto quello della Germania, dell'Austria e della Svizzera, continua a essere presente un po' in tutti i 30 giorni del mese di agosto, quando in precedenza lo erano solamente nei primi 10 giorni, poi lasciavano spazio alle ferie degli italiani. Tutto questo, sommato a quello degli italiani e quello del mercato estero, sta dando dei tassi sicuramente molto importanti, però la partita ce la giocheremo a settembre, quindi lì dovremo capire quanto di invenduto negli anni passati quest'anno riusciremo a vendere per recuperare quanto perso nei primi 3 mesi. E resta la difficoltà di reperire personale. In molti sono stati costretti a ridurre i servizi agli utenti per mantenerne la qualità. E la causa, secondo Federalberghi, è il mancato cuneo fiscale promesso dal governo, un governo che ora di fatto non c'è per legiferare. Abbiamo bisogno di attrarre sicuramente della manodopera, è un brutto termine, del capitale umano più specializzato per consentire appunto di erogare servizi ancora maggiormente di qualità. Abbiamo bisogno di maggiore formazione anche nei confronti degli imprenditori, perché un cambiamento così epocale nelle dinamiche del consumo non può essere affrontato con sistemi vecchi e quindi quella iniezione di managerialità a cui le dicevo prima è fondamentale, ma soprattutto dobbiamo riuscire a ridare ai nostri giovani, ai ragazzi, dei modelli di riferimento anche all'interno dell'impresa alberghiera.